La sera del 29 luglio, assieme al Comando Militare Nord, il Consiglio regionale del Veneto presenta una opera teatrale al Mille Pini di Asiago che va a ripercorrere gli eventi della Grande Guerra in una veste teatrale e in particolare una cosa diciamo diversa dal solito, uno spettacolo che dice la Grande Guerra vista con gli occhi di un bambino. È una ricostruzione fatta appunto attraverso un diario di un bambino dei primi anni del Novecento che raccontava cosa avveniva nei nostri territori durante la Grande Guerra. È una cosa particolare, diversa dal solito, che secondo me vale la pena di vedere, quindi siete invitati per chi vuole esserci al Teatro Mille Pini di Asiago la sera del 29 luglio. È una favola vera perché parte dal quaderno di scuola di un bambino nato nel 1914 che poi è andato a scuola, impara a scrivere e un giorno la maestra gli dice c'è qualche cosa che volete raccontare che vi ha colpito e lui comincia a raccontare quello che si ricorda quando aveva 3 o 4 anni, episodi incredibili collegati con l'invasione da parte dei soldati arrivati dal nord nell'Alto Veneto e a partire da questo noi abbiamo costruito uno spettacolo che mette insieme i testi del bambino con frasi di Nelson Mandela per avere un uomo che si è posto in rapporto a questi problemi collegati con la libertà, con la guerra, col paese da cui parte, e Anna Akhmatova come rappresentante femminile di un'altra situazione e di altri problemi che sono tutti in relazione tra loro.